però se ne va largo. Servizio molto ficcante quello di Sara Farr da 5-5. Sì, poi ripeto, lei la colpisce alta, una palla che per le sue altezze può essere anche molto ficcante, infatti è andata a prendersi un ace in zona di conflitto, sicuramente una gran battuta la sua. Anche Brescia sta spingendo, è comunque in battuta. Con un miracolo Limoco tiene vivo questo pallone, palla al contrattacco per Brescia e gran diagonale della schiacciatrice dei Paesi Bassi, Mary Jasper. Sì, comunque ripeto, Brescia sta provando in tutti i modi a trovare delle soluzioni rispetto alla forza di Conegliano. Lea Zvetric dai 9 metri va lungo il servizio della schiacciatrice croata che aveva prima messo in difficoltà Limoco, 10-5 Imoco. Paola Egonu. A proposito di servizio, Paola Egonu dai 9 metri. Picchia forte Egonu e trova l'ace. Paola Egonu. Matteo, sì, con una facilità disarmante. Sì, ce l'abbiamo proprio davanti, noi nella nostra postazione abbiamo visto lancio, rincorso e colpo e da manuale proprio. 11-5, sempre Paola Egonu. Picchia nuovamente forte, Zvetric ci mette il bagger ma la palla ritorna nella metà campo di Conegliano. Morui non chiude stavolta questo pallone, Jasper trova Silla ben posizionata da seconda linea. Paola Egonu dopo il servizio, questo bel attacco da posto 1. Sì, anche il servizio è di fatto un attacco, perché abbiamo visto come va in difficoltà proprio la ricezione di Brescia, ma perché non riesce a tenere la forza della palla che viene scagliata da Egonu dai 9 metri. Dentro Biganzoli per Zvetric per dare una mano alla retroguardia bresciana. Sempre Paola Egonu, massimo vantaggio Imoco 12-5. Picchia forte stavolta su Jasper Bekis per l'attacco in pipe di Clara De Cortes. Bel punto anche da posto 6. Sì, molto positivo all'inizio di De Cortes perché praticamente non ha sbagliato nulla per ora, forzando anche i colpi tra l'altro. Beatrice Berti dai 9 metri, un servizio piedi a terra su Morui, deve andare in bagger De Gennaro, ancora Morui sulle mani del muro di Brescia che può contrattaccare, ancora De Cortes, il muro di Conegliano. Bozzana Butigan si presenta così con il muro del 13-6. Io l'ho chiamata De Cortes purtroppo perché aveva proprio, però lì è andato a cercare la diagonale dove il muro era effettivamente messo molto bene. Loveto Morui dai 9 metri, salto flot su Biganzoli, Bekis per Jasper. Merit Jasper, il settimo punto per Brescia. Sì, stanno reagendo Brescia perché però davvero Conegliano è una formazione che lascia pochissimi spazi. Marta Bekis dai 9 metri su Morui, deve spostarsi Wolosz per dare questa palla a Silla, muro di contenimento bresciano e palla al contrattacco ancora per Jasper, gran difesa questa di De Gennaro, non chiude Silla, ancora il contrattacco di Jasper, il muro che fa il paio con il precedente di Bozzana Butigan. Ma interessante è stato il colpo che ha tirato fuori Silla, che è davvero una creativa dell'attacco, era in caduta all'indietro e è andata a cercare il lungolinea addirittura, un colpo non forte ma molto molto spettacolare. Invadente sulla diagonale il muro di Bozzana Butigan che vediamo al servizio. Parlangeli, palla 7 per Veglia che però trova il muro del Limoco e poi non è precisa questa ricostruzione per Brescia. 15-7, se ne va Limoco Volley Conegliano più 8. Sì, peccato perché appunto alcune imprecisioni possono essere evitate, questo è sicuro. Sempre Bozzana Butigan
centrale croata dell'Imoco Volley Conegliano. Problemi in ricezione per Brescia e anche nella fase di ricostruzione non riesce la formazione bresciana a rendere giocabile questo pallone. 16-7, Sì, più no, 9 e time out chiesto da coach Mazzola. in effetti, cioè, la forza di Conegliano la conosciamo, però alcune imprecisioni di Brescia sono evitabili sicuramente. Andiamo a ascoltare Enrico Mazzola. Ragazzi, non stiamo giocando neanche un quarto di quello che stiamo facendo in allenamento nell'ultimo periodo. E quanti numeri di errori stiamo facendo, ma non per merito loro. Giochiamo come abbiamo fatto fino adesso, andiamo! Sembra che ci sia un contatto diretto tra te e coach Mazzola, perché avete detto più o meno le stesse cose. È quello che si diceva, nel senso che ci sta tutto, probabilmente ci sta che Conegliano faccia sua anche la partita per le qualità che ha, ma alcuni errori non ci stanno e coach Mazzola ha perfettamente ragione. 16-7 alla ripresa delle operazioni, sempre Bozzana Buttigan dai 9 metri. Bechis, palla per De Cortes, anche da posto 4, picchia forti il diagonale, trova il Taraflex, Clara De Cortes. Sì, non dico più niente, che poi si è beccato un muro, ma in effetti sta facendo, direi, di Brescia, e quella in questo momento almeno in attacco sicuramente più positiva. Mary Jasper dai 9 metri. Silla, Wolosz, palla dietro per Egonu, senza muro, Paolo Egonu, punto per il Imoco Volley Conegliano. Sì, può essere prima o seconda linea, ma quelli sono palloni che senza muro. Doppio cambio intanto per coach Santarelli, dentro Gennari per Wolosz e dentro anche Gichel per Paolo Egonu. Un doppio cambio, ma con il palleggiatore che entra per il palleggiatore e l'opposto per l'opposto. Sì, diciamo che il punteggio, il 17-8, gli dà molte sicurezze, probabilmente in questo senso si è sentito di rischiare un doppio cambio di questo tipo. È la stessa Giulia Gennari dai 9 metri. Batte salto flot, si ferma sul nastro il servizio di Gennari. 9 punto per Brescia. E Tiziana Veglia dai 9 metri, il capitano della formazione bresciana. Se ne va anche il servizio di Tiziana Veglia, punto per Conegliano, 18-9. Sì, Conegliano sta gestendo con estrema sicurezza questo primo set, con pochissime sbavature, mentre Brescia ha, come abbiamo già detto, qualche imprecisione di troppo. Bechis, palla ancora per De Cortes che trova il gran muro di Sara Farr in coabitazione con Love Tomorui. Guardiamo anche il replay se ci confortano, il muro è tutto di Sara Farr. Sì. Ma ci sta che De Cortes si becchi i muri, perché è l'unica che sta forzando un po' le situazioni d'attacco perlomeno. Bechis, palla per Biganzoli, il punto per Brescia, 10° punto. Si stanno tenendo molto a muro in lungolinea, per cui lasciano un po' libera la diagonale, soprattutto quando attaccano a posto 4, perché De Gennaro è libero e dà molta sicurezza. Gran palla questa di Gennari per Sara Farr. Primo tempo giocato molto veloce e molto alto. Sì, e soprattutto poco letto anche dal muro di Brescia. Sara Farr dai 9 metri, sempre con il consueto servizio problematico per Brescia. Se ne va intanto stavolta il lungolinea di Federica Biganzoli, 21-10. Sì, fa proprio fatica. Il fatto che ha tenuto dentro Biganzoli anche in prima linea è un segnale, perché genera una giocatrice che mette nella seconda linea Mazzola.
Ancora Far, Biganzoli bene in ricezione, la stessa Biganzoli che va ad attaccare muro di contenimento dell'Imoco, palla del contrattacco per Gichel che torna nella metacampo di Conegliano e poi c'è il muro di Marta Bechis su questo attacco di Loveto Morui. Sì, è stato un ottimo muro, ha piazzata bene, ha preso bene il tempo, è proprio un bel muro. Il muro non sempre è solo questione d'altezza, ma devi mettere le mani sulla palla. Se ne va il servizio di Federica Biganzoli, 22-11. Siamo addirittura d'arrivo per questo primo parziale con il servizio affidato a Bozzana Butigan. Si parziale a senso unico, direi, Luca, per ora. Picchia forte il servizio, Jasper non trova il Tarafax, ancora Jasper, c'è il muro di Gennari, cambia fronte ma c'è una gran difesa di Gichel che ritorna nella metacampo bresciana nuovamente, ancora il tentativo di difesa di Silla, ma il punto è di Clara De Cortes. Nonostante il punteggio largamente a favore, Conegliano non vuole far cadere giustamente neanche un pallone. Bello lo spirito e soprattutto fa vedere doti tecniche d'altissimo livello, non soltanto davanti ma anche dietro, come è giusto che sia, che la pallavolo è questa. Beatrice Berti, Silla in ricezione, Gennari non riesce con il tentativo di prima intenzione, lo fa invece Lucille Gichel, l'opposto francese. Si è cercata tra l'altro da un'alzata di Silla in bagger davvero molto molto bella. Lovet Omorui dai 9 metri, 23-12 a 2 punti dal primo parziale, la formazione di coach Santarelli. Bechis, palla in 4 per Jasper, difesa di De Gennaro, può solo appoggiare Gichel nella metacampo bresciana, Veglia trova De Gennaro ben posizionata, out, l'attacco di Lucille Gichel, 13° punto per Brescia. Silla chiedeva toccata ma ha fatto capire il suo coso di andare avanti perché in effetti il punteggio lo consente. Marta Bechis dai 9 metri, Omorui, Gennari per Silla che non mette palla a terra, De Cortes lo fa ancora con un muro, Bozzana Butigan, terzo muro per la croata in questo parziale. I centrali di Conegliano li conosciamo e effettivamente da lì si fa fatica a passare, altre direzioni sono migliori, però è giusto comunque che De Cortés nel ruolo di opposto forzi la mano, perché sennò è chiusa la partita. Se ne va il servizio di Bozzana Butigan regalando il 14° punto a Brescia, palla set per Conegliano che può giocarsela sulla situazione di servizio di Merit Jasper. Omorui abbondante questa ricezione, è un gioco da ragazzi per Capitan Veglia mettere a terra il 15° punto per Brescia. Sempre Jasper, vediamo se cercherà nuovamente Omorui. Andare in palleggio Far per Silla, diagonale profondo e vincente che consente all'Imoco Volley Conegliano di chiudere il primo parziale 25-15 per la formazione di coach Daniele Santarelli. Ci aspettavamo chiaramente un dominio della formazione dell'Imoco Volley in questo primo parziale, da dove deve ripartire però Brescia, perché come giustamente diceva coach Mazzola, troppi errori e probabilmente al di sotto di quello che lui e la sua squadra potrebbe fare. Io penso deve ripartire proprio dalla squadra, dal gioco di squadra, alcune situazioni che
hanno proprio evidenziato una mancanza di intesa che in questo momento deve essere però assolutamente messa a posto, soprattutto di fronte a un Conegliano che abbiamo visto non lascia nulla, cioè giochi in attacco con le caratteristiche che conosciamo, ma in difesa ha fatto alcuni interventi di grande spettacolarità. Il primo set dell'Imoco Volley Conegliano 25-15, ma rimanete lì perché c'è ancora tutto un match da giocare e ci vediamo presto, sempre qui dal Pala Giorgi Montichiari. A presto. A più tardi. Tutte le partite del campionato di Serie 1 e 2 femminile in diretta streaming e in modalità on demand le trovi solo su LVF TV. Registrati gratis su lvftv.com e segui con noi il campionato più bello del mondo. Quando la voglia di spuntino mai battuta, viva la mamma, è pronta a rispondere con tutto il suo sapore in campo, tramezzini, lasagne, risotti e molto altro per gustarvi il tuo tempo e battere l'appetito senza andare al tie break. Cerca i prodotti Viva la mamma nel banco frigo. E dunque si rientra in campo con un grosso applauso da parte del Pala Giorgi per l'atleta in campo. Secondo set dal Pala Giorgi Montichiari, 25-15 il primo parziale per la formazione dell'Imoco Volley Conegliano. Vediamo come e se ci sarà la reazione della formazione bresciana. Rientrate Walloz e Gonu. Rientrate Wolosz e Gonu, e quindi diciamo che si riparte con i sestetti iniziali da una parte e dall'altra. Mary Jasper in rete, il servizio di Jasper. Ci sono arrivati i numeri, Matteo, non so se c'è qualcosa di interessante, diciamo così, da segnalare nel primo parziale. Adesso guardo, così poi magari intervengo se c'è qualcosa. Asha Wolosz intanto dai 9 metri, la ricezione di Svetnic che viene chiamata anche ad attaccare il muro di Farr che contiene l'attacco di Brescia, e è Clara De Cortes ancora a suonare la carica per Brescia. Il primo punto, 1 pari, e Capitan Veglia pronta al servizio. Direi da entrambe le parti basse percentuali di ricezione, quindi vuol dire che hanno forzato molto da tutte e due le parti la battuta. Questo è un po' reso conto del primo set, scusa. Gran primo tempo intanto di Sara Farr. Vediamo anche il replay. Muro da rivedere questo di Berti. 2-1 per Conegliano. Bechis, primo tempo di Berti che viene tenuto dalla formazione di Conegliano, e poi è la stessa Berti a mettere a terra il 2 pari. Clara De Cortes dai 9 metri, De Gennaro, Wolosz, primo tempo di Farr, stavolta
Brava Berti a leggere il primo tempo, come è brava a tenere l'attacco di Egonu. Ancora Berti che non fa passare neanche un pallone dell'Imoco Volley Conegliano, cerca di difendere anche questo attacco. Dopo che ho detto muro da rivedere, si è rifatta con gli interessi Beatrice Berti. Sì, no, devo dire che effettivamente ha toccato almeno di seguito, mi sembra, 6 palloni, quindi e con alcuni muri ben fatti anche. Delle volte per un centrale è importante andare a toccare anche solo la palla. Sara Farra dai 9 metri, Jasper Bekis per Zvetric, diagonale che viene tenuto con un miracolo da Omorui, può rigiocare comunque Brescia per Beatrice Berti, trova le mani esterne del muro di Conegliano. Sembra che Brescia stia avendo una reazione in questo inizio di set. Ci sta provando, ma abbiamo visto Conegliano come difende, insomma, questo andate a recuperare una palla impossibile proprio con una determinazione incredibile. Zvetnic dai 9 metri, bello questo servizio ben ricevuto da Silla, ancora Omorui che stavolta sceglie bene il tempo e manda fuori tempo il muro di Brescia, bel punto. Sì, è passata, si è aspettato un attimo a colpire, per cui è passata intanto che il muro stava scendendo. Vediamo anche il replay che ci conforta in mezzo al muro della formazione bresciana. 4-3 Imoco Volley Conegliano. Paola Egonu dai 9 metri non forza, tiene bene in ricezione Parlangeli e c'è ancora il punto di Berti. 4 pari. Sì, adesso sta tenendo il punto a punto, vediamo. Beatrice Berti. Insidioso il servizio di Berti su Silla, Omorui, difesa di De Cortes, ma che non consente la ricostruzione a Brescia. 5-4, bella palla sulla parallela per Lovet Omorui. Sì, anche lei piano piano sta uscendo, sta entrando proprio nel gioco di Conegliano. Stesso Omorui dai 9 metri si ferma in rete. Il servizio di Omorui. Fondamentale per Brescia rimanere attaccata nel punteggio. Non so se voleva fare una battuta corta, di fatto proprio ha sbagliato la tecnica perché la mano era troppo molle per riuscire a farle passare la rete. Marta Bekis dai 9 metri, Wolosz per Silla, mani out per la schiacciatrice azzurra. 6-5. Sì, Silla è proprio sempre incredibile nelle sue capacità di trovare soluzioni sull'attacco. Bozzana Butigan, ottimo impatto nel primo set della centrale croata. Jasper trova il muro di contenimento di Farra, può ricostruire Wolosz con Silla. Questo no look profondo in posto 6, 7-5. Ha fintato il colpo forte sulla diagonale, poi ha lasciato il braccio per questo colpo che è proprio molto brava proprio in tutte queste scelte. Non si sa mai che colpo in attacco va a fare. Ancora Butigan che trova l'ace. Bozzana Butigan. 8-5. Zvetnic non riesce a ricevere questo servizio insidioso della centrale croata, che segna anche un ace nel suo personale tabellino. Stavolta se ne va il servizio di Butigan con Conegliano che forza il servizio perché ha ottime battitrici anche. Sì, tutte e due le squadre stanno forzando ed è un po' quello che ci ha detto il set scorso guardando i dati. Adesso in questo momento è importante per Brescia l'errore perché riesce a stare attaccata. Mary Jasper dai 9 metri, primo tempo di Farra. Vincente, gioca molto con i centrali Wolosz, fa bene perché anche questa 7 è molto ben giocata da Farra. Sì, anche perché in effetti l'ha giocata sopra Veglia c'era ma non ci è arrivata come altezza proprio su quel pallone lì.
Wolosz dai 9 metri ancora su Zvetrnic, che viene chiamata anche ad attaccare, diagonale tenuta da De Gennaro, palla per Silla, il punto è per Dimocco Volley Conegliano, un muro forse quello di Brescia leggermente staccato da rete che non ha invaso in maniera positiva. Sì, anche perché hanno fatto un primo tempo concentrale e un secondo tempo velocissimo con la Silla, per cui il muro non è riuscito a risaltare in maniera corretta sulla Silla, ed era quasi impossibile che ci riuscisse. 10-6 per Dimocco Volley Conegliano, picchia forte intanto ancora De Cortes, ma trova la difesa di Conegliano. Il contrattacco di Paola Egonu è vincente, 11-6. Wolosz sta facendo diventare matte i centrali bresciani, perché continua a proporre palle velocissime facendoli spostare costantemente. La stessa Wolosz nuovamente dai 9 metri ancora su Zvetrnic, stavolta è Parlangeli che deve andare in bagger su questo pallone solo appoggiato da De Cortes, contrattacco di Egonu, pallonetto ben letto da Veglia in difesa, ancora De Cortes, picchia forte, non trova le mani del muro e non trova il campo del Dimocco Volley Conegliano. Secondo però coach Mazzola, c'è stato il tocco del muro, video check per Brescia. Sì, se la stavano spiegando le due giocatrici, adesso vediamo. Vediamo se il secondo arbitro Alessandro Oranelli e Giuseppe Fichera ravviseranno il tocco del muro del Dimocco. Intanto la situazione di punteggio dice 12-6 Dimocco Volley Conegliano. Dimocco Volley Conegliano che si è anche aggiudicata il primo parziale, 25-15. Sì, ha tenuto Brescia fino al 6, poi ha fatto un break piuttosto importante Conegliano. Vediamo che stanno cercando il giusto frame dove vedere se c'è stato o meno il tocco del muro. A colloquio intanto potete vedere Mazzola con Libero Parlangeli, che ha anche qualche piccolo problemino, viene subito prontamente assistita dallo staff bresciano. Se la spiegavano De Cortes e Silla, che penso siano state anche nelle giovanili di Bergamo assieme, se non mi sbaglio. Stanno dicendo che non si riesce a verificare, quindi rimane il punto per Dimocco Volley Conegliano. Silla continua comunque a dire che lei non l'ha toccata. E noi crediamo a Miriam Silla. 12-6 Dimocco Volley Conegliano, sempre Wolosz dai 9 metri va ancora a cercare Zvetrnic in ricezione, ancora Zvetrnic in attacco, trova il muro di Paola Egonu, cambia fronte Bekis, stavolta è Silla a murare De Cortes, nuovamente De Cortes, stavolta c'è il tocco perché Silla alza prontamente e sportivamente il braccio. È così. Sì. Vediamo il replay, non chiaramente vediamo se il muro dopo un po' di polemica era giusto far vedere sportività, insomma. Tanto ancora a colloquio il secondo arbitro con il videocecchista, non abbiamo capito esattamente per quale motivo, anche perché in questa fase sembra che non sia stato chiamato videocheck da nessuno dopo che Miriam Silla sportivamente ha alzato il braccio. Ecco, con tutta probabilità il secondo arbitro ha detto sia a coach Santarelli che a coach Mazzola che il videocheck non è disponibile in questo momento. Infatti vediamo anche il videocecchista che è impegnato a cercare di rimettere in funzione il videocheck. Intanto c'è l'errore del servizio per Brescia, 13-7 Dimocco Volley Conegliano e Miriam Silla dal servizio.
batte salto flot Silla ancora su Zvetrnic, Bekis per Berti, trova il muro di Conegliano, Paola Egonu. Una bella palla, una 7 che però è andata nella zona di due muri alti. Egonu Farra, come abbiamo visto dal replay, non avrebbe potuto prendere questo pallone, brava Egonu però a raddoppiare su questo pallone. Bekis, Zvetrnic, comoda la difesa di Silla, palla in pipe per lei che però trova la difesa bresciana ancora a pizzicare le mani del muro. Clara De Cortes, sì. La più positiva nella metacampo di Brescia quest'oggi. Assolutamente sì, sta tenendo su l'attacco, non dimentichiamoci che è arrivata come secondo posto, quindi brava davvero. Stessa De Cortes a picchiare forte al servizio. Brescia può ricostruire per Zvetrnic, difesa di De Gennaro e miracolo di Wolosz a tenere vivo questo pallone. Free ball per Brescia, Berti out, l'attacco, il pallonetto di Beatrice Berti, e questo è un brutto errore, Matteo. Sì, l'aveva proprio fermato come per farlo cadere sulla riga, ma probabilmente poteva lasciare andare il braccio e tirarlo, che era meglio. Abbondantemente out questo appoggio in pallonetto di Berti. 15-8 e c'è l'errore al servizio di Sara Farra, che per Brescia è una fortuna perché ha fatto dei bei filotti di battute. Restano 6 le lunghezze di vantaggio dell'Immocco Volley Conegliano quando siamo a metà di questo secondo parziale. Lea Zvetrnic dai 9 metri, Silla, Wolosz, palla dietro per Egonu che prende nuovamente per l'ennesima volta l'ascensore e mette a terra questo pallone indifendibile. 16-9. È arrivato un po' anche in ritardo a muro e vedeva tutto il campo libero, ha detto dove la metto? Poi, mettiamola qua. 16-9. Tanto c'è nuovamente il doppio cambio come nella situazione precedente, con Lucille Gichel per Paola Egonu e con Giulia Gennari per Asha Wolosz. Dentro anche Pericati a dare manforte alla retroguardia bresciana. Sì, Ilenia Pericati. Di fatto un libero anche lei, che viene chiamata in seconda linea. Gennari dai 9 metri subito su Pericati, bene in ricezione, bene anche l'attacco sulle mani alte dal muro di Conegliano di Merritt Jasper, anche lei abbastanza regolare nelle sue situazioni di attacco quest'oggi. Sì, diciamo che Jasper sta usando tutta la sua manualità, non potendo usare la forza per il muro che si trova davanti. Dentro Botezat intanto per Tiziana Veglia. Omoru in ricezione, Gennari, palla imprecisa questa di Gennari. È un gioco da ragazzi per Brescia chiudere l'11° punto. Palla per Bekis più che per Gichel, questa di Gennari. Sempre Berti dai 9 metri, Gennari, palla stavolta è precisa per Gichel che però non trova il Taraflex. Palla del contrattacco per Brescia che trova il diagonale di Merritt Jasper e Brescia ritorna l'Emme a -4. Sì, in questo momento diciamo un paio di palloni che sostituire Wolosz non è sicuramente facile, che non sono riusciti a essere incisivi come in precedenza da parte di Conegliano. C'è l'ace intanto per Beatrice Berti. Deve farsi il quadretto in camera per fare ace a De Gennaro, penso che... Time out per l'Imoco Volley Conegliano. Andiamo noi ad ascoltare l'Imoco Volley Conegliano
line and second line. Or you anticipate or you attack on the line, okay? Don't wait to, okay? Pay attention because the approach is on cross, okay? She can attack only there in the corner, okay? And you must handle the situation. Let's go, girls. Bye. Indicazioni di coach Santarelli sulle linee di attacco di Bozzana Butigan, la centrale croata dell'Imoco Volley Conegliano. 16-13 per l'Imoco Volley Conegliano alla ripresa delle operazioni, ma possiamo dirlo, Matteo, parziale riaperto rispetto a come si era messo ad un certo punto. Stanno proprio cercando di risalire una china difficile, ma sono segnali belli questi, perché è dalle difficoltà che delle volte si riesce a tirar fuori il meglio. Omorui è vincente questo money out di Lovet. Omorui sulle mani esterne di Merritt Jasper. Brava, ma questo era scontato. De Gennaro a dare questo bugger in posto 2. Entra Caravello, che anche lei è una giocatrice di seconda linea, che di fatto è il secondo libero. Esperta pitcher, tra l'altro, posso anche dire. Esperta pitcher lo scorso anno in quel di Martignacco, come era anche, arriva da Martignacco anche, ma nella stagione precedente Giulia Gennari, la palleggiatrice che ora sostituisce Asha Wolos. Intanto c'è l'errore di Clara De Cortes. Quello che non deve fare Brescia in una situazione di questo genere è regalare punti a Conegliano. Time out, nota tecnica per la regia. L'audio dei time out è sufficiente così, non alzatelo di più, va bene così, grazie. Adesso se c'è un buon primo tempo si può fare bene con questo centrale qua, colpisci alto la tua zona migliore, ok? Vai, andiamo, via! Ha dato indicazioni sulle possibilità di fare il primo tempo per i centrali di Brescia, sfruttando, probabilmente cercando di inserire un gioco un po' più veloce. Più 5 Imoco Volley Conegliano alla ripresa delle operazioni, 18-13. Sempre l'area Caravello dai 9 metri. Pericati, primo tempo di Botezat che viene tenuto da Butigan, palla del contrattacco per Gichel che trova la difesa di Brescia, ancora il muro di Conegliano, ma c'è la gran difesa di Pericati, cerca le mani esterne di Jasper, le mani esterne del muro, e poi sulla ricostruzione non riesce Conegliano a ricostruire, un po' meno precisa Gennari rispetto al set precedente. È facile da dire, dicevo, sostituire Wallace sicuramente è un impegno, ma non è questo. Adesso ha cercato di andare comunque a risolvere una palla impossibile la Silla, e qui dove non c'è la forza c'è l'intelligenza. Abbiamo visto una palletta appoggiata dietro, ha letto che il libero era molto lungo e da una buona altezza è riuscito a mettere una palla molto corta. 19-14 per la formazione veneta. Problemi nella ricezione bresciana che danno la free ball per Sara Farra, che non si fa pregare due volte, mette a terra il 20-14. Conegliano che ha nuovamente riaccelerato appena Brescia ha cercato di farsi sotto. Time out chiesto ancora da coach Mazzola. Noi andiamo sulla panchina di coach Santarelli. With die ball I prefer that position 4 and position 2 arrive on antenna, and only if the set is short you do this, but you don't do this with the right hand because then you risk hands and out, okay? You work straight and the defense take this ball. Go! Mi sembra che abbia detto sul discorso del muro di non andare troppo a caso verso l'antenna, insomma, cioè, cercare di essere ordinate, per quello che ho capito. Indicazione questa per Lucille Gichel, che sta sostituendo Paola Egonu in questa seconda parte di secondo set. 20-14 e il servizio è sempre nelle mani di Bozzana Butigan.
e è ritornato anche il video Sì, check. sì, infatti stavo osservando cosa si stavano dicendo. Parlangeli deve andare in bugger per De Cortes, appoggio tenuto da il Limoco che contrattacca con Silla, ben difeso da Parlangeli, ancora De Cortes, la palla ritorna nella metacampo bresciana, primo tempo di Botezat, il muro di Farra, nuovamente Bekis per De Cortes che trova il muro di Lucille Giquel che ha ascoltato i consigli del proprio allenatore, insomma, muro. Sì, l'ha aspettata molto e in questo caso proprio è andata bene sulla direzione dell'attacco. Sempre Bozzana Butigan, 21-14. Servizio molto teso, ben ricevuto da Parlangeli, ancora l'attacco diagonale potente di De Cortes che però viene difeso da Conegliano che poi perfeziona il tutto con Sara Farra con una difesa lunga, questa di Brescia, 22-14. Ma è incredibile l'attacco di Silla, scusi, ancora completamente fuori equilibrio, ha messo una palla che ha dato grande difficoltà alla difesa di Brescia. Sempre Bozzana Butigan dai 9 metri, se ne va stavolta il servizio della centrale croata, 15° punto per Brescia. Ritorna Lea Zvetnic per Ilenia Pericati. Sì, come abbiamo detto è di fatto un libero, quindi non poteva stare in prima linea. Merritt Jasper, picchia forte Jasper, di Caravello e gran diagonale, questo di Miriam Silla, potenza, precisione, altezza, punto per l'Imoco Volley che è 2 punti dal secondo parziale, dentro Viganzoli per Merritt Jasper in questo finale di parziale di secondo set. Lucille Giquel picchia forte, si ferma sul nastro, il servizio dell'opposta transalpina, 16° punto per Brescia. E da un punto in più rispetto al set precedente. Set precedente che si è concluso 25-15 per l'Imoco Volley Conegliano, ora siamo 23-16. Alexandra Botezat dai 9 metri, brava Caravello in ricezione, Giquel, Biganzoli a tenere vivo questo pallone, De Cortes cerca di appoggiare questo attacco, ma è Sara Farra a mettere per l'ennesima volta tutti d'accordo, percentuali altissime per la centrale dell'Imoco quest'oggi. Per certi aspetti incontenibile, nel senso che il muro di Brescia non l'ha mai letta e ha sempre fatto fatica ad andare a contrastarla, sia per l'altezza in cui va a colpire la palla, sia perché effettivamente viene cercata con tante soluzioni. Miriam Silla, Zvetnic, Bekis per la stessa Zvetnic, a una mano questa difesa di Silla, palla al contraggo per Omorui, punto d'esperienza per una giovanissima Lovet Omorui, forse qualche responsabilità del muro bresciano. Sì, però io torno a dire che Silla è incredibile, tira fuori delle invenzioni da tutti i punti di vista, dall'attacco fino ad arrivare a questa difesa a una mano che è andata a sfiorare il soffitto qui del Palagioro, che è davvero molto brava, molto brava. 25-16 si conclude il secondo parziale per l'Imoco Volley Conegliano, un parziale in cui Brescia inizialmente aveva tenuto testa alla formazione veneta, che poi nel momento in cui ha accelerato è stata nuovamente incontenibile anche in questo secondo parziale. Sì, si è arrivati a quel 6-6 e poi è bastato pochissimo per farli andare via ancora. È inutile che commentiamo la forza capacità dell'Imoco, perché vediamo che cambia, ma rimane come struttura molto affidabile, molto rodata anche con le sue giovani. Da Brescia abbiamo visto qualcosa in più, per la verità. Speriamo di vedere qualcos'altro in più nel prossimo set, così la partita si fa più avvincente.
2-0 quindi Moco Volley Conegliano. Voi rimanete lì perché c'è almeno un altro set da vivere qui al Palagiotti Montichiari. A presto. A dopo. LVF TV, registrati gratis su lvftv.com e segui quello il campionato più bello del mondo. Ricordiamo che è assolutamente obbligatorio portare le mascherine e mantenere le distanze. Ricordiamo che al termine della partita è assolutamente vietato entrare sul campo. Dunque, si entra in campo 2-0 per Conegliano. Terzo set, sempre qui dal Palagiorgia di Montichiari, 25-15, 25-16 i parziali dei primi due set, tutto a favore della formazione dell'Imoco Volley Conegliano. Un primo set assolutamente dominato, un secondo parziale in cui Brescia invece ha abbozzato una reazione che poi è stata assolutamente domata dalle Pantere di Conegliano, che hanno chiuso 25-16. Si riparte con Wolosz dai 9 metri. Bekis, palla per Zvetnic, Lea Zvetnic, il primo punto è per Brescia. Sono arrivati i numeri, c'è qualcosa di interessante, Matteo. Ma quello che dicevi anche tu, la FAR, che è un centrale, in un set ha fatto 5 punti, quindi abbiamo già detto tutto sul valore di questo centrale per Conegliano. Che in teoria è il terzo centrale dell'Imoco, e quindi vista l'assenza di Folì e con Butigan che sta sostituendo De Craif. Adesso abbiamo visto ancora Silla cosa sa fare, una palla velocissima che l'ha sparato la Wolosz, ha trovato un muro a zero e l'ha piazzata lì in mezzo al campo. Miriam Silla dai 9 metri. Bekis, palla per De Cortes, il muro ancora di Far, può ricostruire però Brescia con Zvetnic. C'è la difesa e poi c'è il muro di Beatrice Berti, che stavolta legge molto bene questa 7 di Wolosz per far 2-1 avanti Brescia. Era lì proprio, l'aspettava lì, e questa è stata una bella scelta, perché proprio è stata una scelta voluta, aspettandosi quel tipo di palla. Picchia forte De Cortes, Omorui, Wolosz per la stessa Omorui, ancora al muro, stavolta è Bekis a far ritornare nella metà campo di Conegliano questo pallone, ma al secondo tentativo Lovet Omorui non sbaglia, punto per l'Imoco. Sì, l'inizio è ancora il punto a punto che ci ha abituato il secondo set. Adesso vediamo come si mette la situazione. Sara Farr dai 9 metri, questo servizio stavolta ben tenuto da Brescia, e De Cortes con questo bello schema nella metà campo bresciana. Sì, bella palla, nel senso che hanno chiamato una fast al centrale e hanno dato un secondo tempo in seconda linea un po' interno. Questo ha mandato fuori tempo il muro di Conegliano.
Lea Zvetnic dai 9 metri, se ne va il servizio della schiacciatrice croata. Il punto è di Conegliano e Paola Egonu. A sfoderare il proprio servizio in salto. Picchia forte Egonu, brava Jasper in ricezione. Berti con la fast che viene difesa da Silla, palla del contrattacco per Egonu, Parlangeli a difendere questo pallone, De Cortes è immensa, Wolosz a tenere vivo questo pallone e stavolta Paola Egonu non passa, trova solo la rete, punto per Brescia. Sì, grandissima difesa della Wolosz, a una mano ha tenuto su una palla veramente quasi impossibile. Beatrice Berti dai 9 metri. Omorui, palla per Butigan, gran difesa di Jasper e free ball però per Conegliano, ancora Butigan. È vincente l'attacco di Bozzana Butigan, 4 pari. Sì, il set è come il secondo, adesso stanno proprio giocandosi il punto a punto. Aspettiamoci l'accelerata di Conegliano, a questo punto possiamo dire così. Lovet Omorui. Bekis, De Cortes, gran difesa della stessa Omorui, palla il contrattacco per Butigan. Il manuale della pallavolo in questa azione, difesa, palla in mano a Wolosz e contrattacco di Butigan. E Butigan sta dando una buona costanza anche lei sull'attacco, sul fondamentale d'attacco. 5-4 ora avanti di Moco Volley Conegliano. Lovet Omorui, Zvetnic, Bekis, palla molto attaccata a rete, stavolta il duello lo vince l'attaccante veneta. Sì, è andata a cercarla più in alto la palla, non poteva arrivarci Bekis. Strappo dell'Imoco Volley con il sesto punto, 6-4. Omorui sempre dei 9 metri, stavolta non passa il servizio della schiacciatrice dell'Imoco. 6-5. Bekis. Marta Bekis dai 9 metri, Omorui e Gonu da seconda linea, gran difesa di Bekis, può contrattaccare nuovamente Conegliano, ancora Butigan, una sentenza come la propria compagna di reparto Farra. Non so cosa è successo, De Gennaro sta lamentando qualcosa sul campo. Forse sono scontrate le giocatrici dell'Imoco. Intanto c'è anche l'ace di Bozzana Butigan. Molto positiva direi in questo terzo set. Assolutamente. Si stanno alternando i due centrali di Conegliano. 8-5 più 3. Se ne va stavolta il servizio di Butigan. Sesto punto per Brescia, che per questo parziale non deve assolutamente lasciar scappare l'Imoco, perché non ci sarà una quarta chiamata nel caso. Sì Luca, dici bene. Imoco ce l'aspettavamo così, da Brescia ci aspettavamo qualcosina in più, vediamo cosa riesce a dare in questo parziale. Jasper Silla abbondante la ricezione, ma c'è un brutto errore su questo. Sono queste le palle tra virgolette facili, che indubbiamente sono dei regali per l'Imoco. C'è però il video check, secondo la panchina di Brescia c'è stato il tocco sull'attacco di Zvetnic, che dalla nostra postazione sembra non esserci stato, perché eravamo proprio sulla traiettoria. Vediamo però la decisione, non c'è assolutamente il tocco del muro. 9-6 Asha Wolosz.
Parlangeli. Bekis, palla per Zvetnic, Omoru in difesa, Silla sulle mani alte del muro di Brescia, palla del contrattacco ancora per Zvetnic, a segno Lea Zvetnic, settimo punto per Brescia. 7-9. Sta tenendo a fatica, perché è giusto che faccia fatica, perché sennò non avremo davanti Conegliano, però sta tenendo, sta cercando proprio di non lasciarlo scappare. Alexandra Botezat dai 9 metri. Bello il servizio di Botezat, è un ace questo per Alexandra Botezat, probabilmente scivolata anche Wolosz nel tentativo di andare a recuperare questo pallone. Infatti entrano a asciugare il Taraflex. 9-8. Si sono lanciate le ragazzine Millennium per asciugare il Taraflex delle loro campionesse tanto ammirate del Moco Conegliano. Sempre Botezat dai 9 metri, 9-8 avanti Moco Volley Conegliano. De Gennaro e Gonu, diagonale chirurgico di Paola Egonu, che sale in cielo per giocare questo pallone. Sono le altezze da cui arriva questo diagonale che sono importanti. Miriam Silla, 10-8 in Moco Volley Conegliano. Salto flot, Silla, Zvetnic, la stessa Zvetnic che viene chiamata ad attaccare. Le mani di Sara Farah sono sempre lì ad aspettare. Torna a +3 l'Imoco Volley Conegliano. Vediamo il replay a chiudere, ad oscurare il diagonale a Lea Zvetnic. Sara Farah, Miriam Silla sempre dai 9 metri. Bekis per Jasper, che però può solo appoggiare la metà campo dell'Imoco. Ancora Egonu. Punto Imoco, 12-8. Questo è uno strappettino che sta facendo, difatti bloccano subito il tempo nella speranza di Noi andiamo ad ascoltare coach Santarelli. Vediamo le robe, poi mi dovete ascoltare. Zvetnic ci ha attaccato 2 palle alte, su una palla alta tu sei entrato in difesa ed hai preso la palla qua, perché guarda ce l'ho qua e la rivedo. La seconda palla, su palla alta, tu l'hai murata con la mano sinistra volando e sei stata fortunata per l'ennesima volta. Palla alta, dritta, non entriamo in difesa, quello dobbiamo fare, sistematico. Ve lo dico da quando? Dall'inizio della partita, non entrate in difesa, via! Si è chiesto una cosa molto precisa, cioè praticamente la difesa non deve entrare, non deve andare contro, corta verso il muro, devono aspettare la palla alta. 12-8 avanti Moco Volley Conegliano alla ripresa delle operazioni. Sempre Miriam Silla dai 9 metri. Bekis, De Cortes sulle mani alte dal muro di Conegliano, che può contrattaccare ancora con Egonu. E ancora questo diagonale imprendibile, indifendibile. 13-8. De Gennaro che fa il palleggiatore in questo, perché ha dato un secondo tempo a Egonu, che è andato a prenderla con una facilità e un'irruenza davvero importante. Entra con il numero 11 Ulrike Bridi. Dentro Uli Bridi per Marta Bekis. Per la formazione bresciana 13-8, sempre Silla dai 9 metri. Salto flot per Silla su Jasper. Bridi, palla per De Cortes, c'è la difesa di Silla, palla del contrattacco per Farah, legge bene con il muro Berti, ma non il secondo contrattacco, sempre di Sara Farah, palla a terra. Sì, brava Wolosz, che è andata a cercare 2 palloni davvero molto difficili,
con un palleggio così penso che tutti gli attaccanti si sentono sicuri. Altro time out chiesto da Brescia e noi stavolta andiamo proprio sulla panchina della Banca Valsabino Millennium Brescia. D'accordo? Ok? Se invece la riccia è staccata e la palla arriva a te, mi raccomando, alto in mezzo, mai chiudere nessun colpo. Andiamo, forza, vai. Anche qui sembra che si siano parlati due cose, no? Perché prima avevamo sentito che chiedeva di star lungo in difesa e in effetti ha letto bene, perché Mazzola sta chiedendo di non chiudere il colpo ma di mandarlo lungo, insomma. 14-8 dopo il time out di coach Mazzola. Miriam Silla dai 9 metri, mentre vediamo la panchina bresciana. Bridi, palla per De Cortes, è largo. L'attacco di Clara De Cortes non trova né il campo né le mani del muro dell'Imoco. Felice Santarelli perché hanno fatto quello che gli chiedeva, loro sono andate molto invadenti, le ha dovuto passare sopra, quindi ha allungato la traiettoria e l'ha mandato fuori. Più 7 Imoco Volley Conegliano, dentro Federica Biganzoli per Brescia e continua il turno di Miriam Silla dai 9 metri. E il break si sta facendo importante adesso. Più 7 per la formazione veneta. Jasper da posto 6 trova la difesa di Silla e poi anche un po' di fortuna stavolta per Farra, che si appoggia al muro bresciano e trova il 16-8. Continua Silla dai 9 metri, sesto servizio consecutivo per lei. Bridi non si intende con Berti, questo primo tempo dietro, 17-8 e Matteo sembra che i titoli di coda siano molto vicini per questo match. Sì, hanno fatto il break che ci aspettavamo, non sono partite dal 6, sono partite dall'8, però adesso Silla sta cambiando costantemente battuta e mette in difficoltà la ricezione bresciana. Federica Biganzoli trova un bel lungolinea. Bel lungolinea sul muro a 1 di Egono, che aveva intuito. E quindi per punizione Gono viene cambiata, scherzo, ha scelto in un momento di grande sicurezza rispetto al punteggio di fare ancora un inserimento. Bel punto questo di Federica Biganzoli, che manda al servizio Clara De Cortes, 17-9. Picchia forte, trova l'ace. Clara De Cortes, 10° punto per Brescia. Rivediamo il replay. Senza paura picchia forte, probabilmente ha cercato di spostarsi all'ultimo momento Mochi De Gennaro e non ce l'ha fatta. Stavolta finisce lungo il servizio di De Cortes, 18-10. Farra, servizio per Conegliano. Sara Farra. Ace anche per la centrale dell'Imoco. Non è il primo che fa, non è il primo che fa in questa partita e lei effettivamente ha un'ottima battuta e sta mandando in grossa difficoltà la ricezione bresciana. Se ne va stavolta il servizio di Farra, sconsolata torna lascia il posto a Mochi De Gennaro. Intanto ci siamo persi nuovamente il doppio cambio dentro Gennari e Gichel, sì. Cosa che ci ha abituato in questo match. Avevo fatto una battuta che ha fatto quando Bigazzoli è passata sul lungolinea a Egono e ha detto adesso la tiro fuori, no? Sto scherzando. 20-11 intanto per l'Imoco.
che è veramente a un passo da aggiudicarsi l'intera posta qui al Palagio. Picchia forte Gichel, Bridi per Jasper, trova Mocchi De Gennaro ben posizionata, ancora Gichel, si sta lasciando andare il braccio, la francese sta dimostrando comunque di essere un ottimo opposta. Senza muro praticamente l'attacco dell'opposta transalpina, 21-11. Picchia forte la stessa Gichel, ma trova la rete. Sull'intesa bisogna dire che probabilmente le due sostitute provano molto assieme, perché in allenamento si troveranno spesso a dover giocare assieme, quindi di conseguenza hanno sicuramente formato una buona intesa. Se ne va intanto il primo tempo di, scusate, il servizio di Berti. 22-12. Omorui al servizio. Omorui dai 9 metri. Lovet Omorui. Un ace per Omorui, un servizio che non sembrava irresistibile. Sì, è strano anche perché gli ha chiesto proprio Santarelli di battere in posto 1 dove c'è il libero, quindi teoricamente il ricettore più forte, ma ha avuto ragione Santarelli perché ha beccato un ace. Sempre Lovet Omorui. Bridi per Jasper, se ne va l'attacco di Merrill Jasper, 24-12. Palla match, la prima di numerosissime occasioni per l'Imoco Volley Conegliano di chiudere la contesa. Sempre Omorui dai 9 metri. Bridi, palletto per De Cortes, c'è la difesa di Gennaro, Gennari si mette in proprio e non trova, però il Taraflex 24-13. Ora l'Imoco avrà la possibilità sulla propria fase di attacco, sulla propria ricezione. Video check chiamato da Conegliano. Prima però c'è il video check chiesto da coach Santarelli. Out, l'attacco abbondante, la palla di Gennari, 24-13. Ollibridi dai 9 metri, altra palla match per l'Imoco. Omorui, Gennari, palla pipe vincente per Lucille Gichel, lei a chiudere il parziale, 3-0 per l'Imoco Volley Conegliano. Matteo, un match praticamente a senso unico. Sapevamo chiaramente che gli obiettivi di entrambe le formazioni erano diversi. Ti aspettavi qualcosa di più da Brescia? Sicuramente Luca, sicuramente, nel senso che Conegliano non la discutiamo, però non ha giocato con tutte le prime linee e quindi potevamo aspettarsi qualcosa di diverso da Brescia, che invece è stata un po' troppo arrendevole, diciamo. Noi poi, almeno io, ho sempre un po' la veste anche di tifoso e mi è spiaciuto vedere che non una reazione. Non sono andate in campo due giocatrici fondamentali per Brescia, quindi probabilmente è una situazione delicata anche da tutti i punti di vista e che ci aspettiamo e ci auguriamo che piano piano Brescia riesca a risolvere. Insomma, Conegliano, tanto di cappello, brave loro, c'è poco da fare. Come detto, 3-0 con i festeggiamenti che potete vedere con la tifoseria che, se anche in maniera ridotta, ha raggiunto il Pala Giorgia per tifare per le Pantere. Si portano a casa 3 punti. Ora Matteo, Brescia dovrà pensare quindi alle prossime partite. Ci sono altri 2 avversari importanti. Ci sarà sempre qui al Pala Giorgia mercoledì la
Uniki World Busto Arsizio, e soprattutto poi ci sarà anche la trasferta di Novara, e quindi 2 partite in cui Brescia avrà bisogno di muovere la classifica. Sì, perché l'obiettivo è la salvezza, quindi la classifica va mossa, ha poco tempo per allenarsi, quindi per trovare le risorse interne da costruire, e dovrà forzatamente trovarle nelle fasi gioco, perché mercoledì e domenica sono molto vicine, quindi poco tempo per allenarsi, e di conseguenza deve proprio formarsi la mentalità di squadra da riportare poi sul campo, Intanto attendiamo anche 2 protagoniste di questo match, mentre c'è però prima l'MVP premiata Sara Farra, la centrale dell'Imoco Volley Conegliano, la cui prestazione l'abbiamo sottolineata più volte quest'oggi in qualsiasi fondamentale: servizio, muro, attacco. E quindi perfetta in tutti i fondamentali la centrale azzurra, perché ricordiamo che questa è anche una risorsa della nostra, sarà anche un'importante risorsa della nostra nazionale. Noi attendiamo che ci raggiungano le 2 protagoniste, una della formazione di Brescia e una dell'Imoco. Nell'attesa, Matteo, facciamo un'analisi di questo inizio di campionato con Conegliano davanti a tutti, e dietro c'è almeno una seconda fascia in cui c'è molto equilibrio, insomma. Sì, quello che possiamo aspettarsi è che da un certo punto in poi del campionato proprio ci sarà bagarre dietro. Conegliano è indubbiamente sopra tutti. Dietro adesso vediamo, perché anche la sconfitta di Novara è stata un po' una sorpresa, e quindi sicuramente si scatenerà un momento di bagarre che porterà magari beneficio alla spettacolarità del campionato. Intanto ci ha raggiunto nella nostra postazione Federica Biganzoli, la schiacciatrice della Banca Valsabbina Millennium Brescia. Allora Fede, lo si sapeva, una partita molto molto difficile. Come giudichi la prestazione della tua squadra, che ha cercato in alcune fasi di tenere testa una formazione che però sembra non avere avversarie, non solo questa stagione e non solo nel nostro campionato? La squadra più forte al mondo, non credo che ci sia molto che ci si avvicini in giro. L'unica cosa che posso dire è sicuramente non pensavamo di poter venire a far punti questa giornata, non sono questi punti che ci servono, però il mio rammarico per la mia squadra è che queste occasioni dovremmo sfruttarle per essere molto più sfrontate, capito? Cioè, non hai niente da perdere, ti puoi mettere a confronto con una realtà che è il top, a quello cioè, tu giocatore aspiri a diventare un campione, queste sono campionesse, quindi a me avrebbe fatto piacere vedere tutte noi molto più divertite da questa esperienza, molto più sfrontate a provare a fare di tutto. Poi il risultato non era quello che ci interessava oggi. Una prestazione vostra che vi sarebbe e che vi servirà anche in vista dei prossimi match, sempre qui mercoledì con Busto Arsizio, poi la trasferta di Novara, 2 partite in cui dovete cercare di muovere la classifica, insomma. Esatto, per quello ti dico, occasioni come queste sono importanti per provare a fare quelle cose che provi in settimana senza la pressione. Adesso poi iniziano un sacco di turni infrasettimanali, hai poco tempo per respirare, dobbiamo stringere i denti e lo sappiamo che alla lunga il lavoro paga, quindi non dobbiamo demoralizzarci, non dobbiamo mollare, continuare a insistere su quello che stiamo costruendo in settimana, e io ho fiducia nelle mie compagne, nel mio staff, nel mio allenatore, quindi i risultati arriveranno. Grazie e in bocca al lupo per la prossima partita. Viva il lupo, ciao! Ciao Fede, grazie per averci dedicato questi 2 minuti, e accogliamo nella nostra postazione Ciao. Ciao. Ciao a tutti. La palleggiatrice più forte al mondo, Asha Wolosh, il capitano di questa squadra. Una partita sulla carta questa, diciamo così, difficile. Avete, come posso dire, non avete dato scampo a Brescia, e continua il vostro cammino nel nostro campionato.
ma per tutti gli obiettivi siete le strafavorite. Sì, diciamo che stasera siamo state brave, tutta la squadra, perché anche Dani ha dato un po' di riposo a Robin e anche a Mackenzie. E penso che abbiamo giocato una bella partita, molto bene in difesa, in muro difesa, e poi secondo me in fase break eravamo molto brave, perché e anche molto concentrate. Come per ogni partita ci prepariamo per essere concentrate su tutti i fondamentali, quindi oggi penso che abbiamo fatto un bel lavoro. Ecco, come vi state preparando per tutti gli obiettivi che avete quest'anno, perché anche mentalmente, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, ogni partita avere sempre l'obbligo, come posso dire, di vincerla, perché siete sempre le favorite. Questo mentalmente come lo state vivendo e come vi state preparando, perché ce ne saranno tante di partite, anche più in una settimana. Penso che tutte le giocatrici che sono arrivate qua a giocare qua a Imoco lo sapevano prima che obiettivi e trofei da vincere sono tanti, no? Penso che anche il nostro lavoro che facciamo durante la settimana conta tantissimo. Poi secondo me abbiamo una panchina lunghissima che praticamente chi entra in campo può dare, il nostro gioco non cambia tanto, quindi questa è la nostra fortuna e sono stati bravi i nostri presidenti che hanno costruito squadra così. E noi ci proviamo a stare tranquille, ma poi comunque sempre pronte per 100% di dare il massimo. Grazie e in bocca al lupo per tutti i vostri obiettivi. Grazie, crepi il lupo. Grazie, quindi ciao a Asha Wolos, e quindi ricordandovi il punteggio di 3-7-0 con cui l'Imoco Volley Conegliano ha sconfitto la Banca Valsabbina Millennium Brescia. Vi salutiamo e possiamo chiudere questo nostro collegamento dal Pala Giorgia, ma ricordatevi che noi saremo sempre qui mercoledì, perché ci sarà il match tra la Banca Valsabbina Millennium Brescia. Quindi un saluto e un ringraziamento da Luca Piantelli e Matteo Dauria. Ciao, a presto.